Intanto in casa di Babino, madre, moglie e sorella lo stanno attendendo. Ah, mamma mia, ma portai, affidamenti tutto santo giorno, ma che cosa sei? Non è troppo, non fa cose stupide, no? Ma tu stai parlando di mio figlio, stai parlando di Babino, e osi dire che è troppo. Allora, adesso, vado a raccoglierti un fiorellino nel bosco. È da 2 ore che se n'è andato e non è ancora tornato. Magari ti sta scegliendo il fiore. Babino! Che bello! Babino! Ma che cos'è questa cosa? Un fiore? Sì. Io me la ricordo male questo odore. Nel bosco? Babino! Fai prendere un goccio d'acqua. Un goccio? Sì. Un goccio. È normale, è normale. E magari perché c'era un po' di vento. Bambino! Ma Babino, ma cosa fai? Ma dammi quell'acqua! Buttami qui quell'acqua! Ma sei proprio uno scocciatore! Va! Babino, senti. Cosa stai facendo? Cosa stai cercando? Non ho un coccio. Oh, senti, fai una bella cosa. Adesso vai in giro per il mondo e così imparerai un po' di cose. Che Dio ti benedica. Vai per il mondo. E impari tante cose. Che Dio ti benedica, Babino. Sì, che Dio benedica. E Babino partì. Sulla sua strada incontrò dei diavoli che stavano giocando a morra cinese. Forse era spiegato cinese. Sì, giochiamo! Sì, giochiamo! E dai, giochiamo! Ascoltate! Giochiamo! 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 Giochiamo!
nel nome del Signore. Bambino, hai il diavolo. Hai il Oh bambino! Ma sei stato proprio sciocco, eh? Come al solito fate a sproposito. I diavoli non vogliono neanche sentire e nominare il nome di Dio. Dove vivi? Siate maledetti in nome del Signore Dio. Bambino, hai capito? Siate maledetti Nel nome del Signore Dio. Siate maledetti nel nome del Signore Dio. Nel nome del Signore Dio. Povero il mio bambino. Non sono proprio sciocco, però ho capito. Non sbaglierò. Siate maledetti. E il bambino ripartì per vedere il mondo. Nel caso, proprio in quel periodo, i contadini prendevano il grano e lo riponevano nei sacchi.